Neosindaco Mirko Cinà di Bivona. Parliamo della sagra di Bivona, tra qualche settimana si darà il via, quali saranno le novità di questa edizione? Allora, intanto c'è una doppia edizione che si svolgerà nei giorni di 12 e 13 agosto e del 19 e 20 agosto, quindi colgo l'occasione per invitare tutti i telespettatori di TVA a partecipare a questo importante evento. Le novità sono i tanti eventi che ci sono, le degustazioni, ci saranno tanti chef che faranno delle pietanze, dei piatti nuovi a base della nostra pesca di Bivona. E devo dire che è un anno importante perché stiamo cercando, assieme ai tanti produttori di Bivona, che ringrazio per quello che fanno e per come producono questa eccellenza del nostro territorio che è la pesca, stiamo cercando di costituire il consorzio di tutela. Quindi è un anno molto importante dove abbiamo invitato le altre IGP d'Italia, quindi abbiamo cercato anche di accendere dei riflettori per cercare di promuovere al meglio non soltanto a livello provinciale o regionale ma anche fuori la nostra regione. Questa novità del doppio appuntamento, come mai? Il doppio appuntamento per promuovere sia la nostra pesca, ma per promuovere il nostro paese, per promuovere il nostro territorio. Un territorio che devo dire che ha grandissime potenzialità, dove ci sono tantissime eccellenze che metteremo assieme alla nostra pesca per cercare di degustare i palati delle tante persone che vengono dalla provincia di Agrigento e da fuori provincia. Ecco, questi primi giorni di sindacatura, questi primi mesi, insomma, lei neoeletto, come ha trovato il Comune? Come tutti i comuni versa in difficoltà, stiamo cercando a poco di lavorare soprattutto sul bilancio, cercando di fare una pianificazione. Accanto a questo stiamo attivando tantissime iniziative, anche se il problema maggiore rimane i problemi di bilancio, la diminuzione dei trasferimenti da parte della Regione e dello Stato, e quindi i comuni versano veramente in grande difficoltà.